Buonasera a tutti, vi presento i miei relati con il dottor che sono la nostra maestra Marisa e la nostra mitica Irene. Assaggiatrice, pronta ad assaggiare le imbriulate! Oggi vi presento la ricetta di imbriolati che ci sono abbastanza ingredienti. Le imbriulate, dette anche ammiscate, è un prodotto tipico nostro, lo facciamo tutti a casa, è vero, anche se come ha detto Roberta ci vogliono tanti ingredienti, perché come vedete, ora li vedremo, ci sono ingredienti a chilometro zero, la salsiccia, il formaggio nostro, la farina, l'olio, ma scenderemo ora nei particolari, vero Robby? Sì. Vediamo. Allora, cosa ci vuole? Innanzitutto iniziamo dall'impasto. Questo che cos'è? Mi pare zucchero. Zucchero 30 grammi. E olio pure, non ve lo dimenticate, zucchero e olio 30 grammi. Poi sale 10 grammi. Lievito una bustina se ce l'avete in polvere, se no se ce l'avete il lievito di birra un cubetto di 10 grammi. Poi cosa usiamo? La farina 500 grammi, ricordatevi di mettere la farina mischiata, però stavolta dovete fare 300 grammi di cumminia e 200 di Maiorca e poi 300 grammi d'acqua. E invece per il nostro buonissimo ripieno noi lo facciamo così perché lo facciamo molto casereccio, locale, però ci potete mettere quello che volete, vero maestro? Sì, la verdura. Quello che si vuole, la mortadella, il A chi broccolo. non piace il formaggio lo cambia con un altro prodotto. Però noi ci mettiamo questo che lo vogliamo fare vedere. Innanzitutto la cipolla che fa un profumo, poi la nostra buonissima salsiccia siciliana, vero? Che si condisce con sale, pepe, c'è pure il finocchietto a chi piace. Poi ricordatevi La caciotta. la nostra caciotta buonissima che potete trovare sul nostro sito e infine delle olive nere. olive nere che possono essere anche quelle che curate voi a casa. E poi non possono mancare il pepe e il peperoncino. E siamo pronti per iniziare, anche se ci vuole sempre, e ricordate, l'olio nostro, olio d'oliva, spremitura a freddo. Mettiamo la farina, Mettiamo tutta la farina. tutta insieme, vai Robby! Mettiamo il lievito Dammi Robby. e lo zucchero. Lo sai a che cosa serve? A cosa serve Lo lo zucchero. zucchero? A accelerare la lievitatura. Perché attiva il lievito. Nutre il lievito lo zucchero. E l'acqua. E l'acqua. Non tutta, lasciala un pochino. Un pochino lasciala, no metà. Guarda, è impastata quando tutta la pasta si aggancia all'aggancio della metallica. Si chiama incordatura. Tiriamola fuori, forza! E io faccio questo. Forza! Così non esce, così non esce. Vai Robby, con tutta la tua forza, tirala fuori! E vai! Aspetta, faccio no, aspetta, non esce. È uscita! Aspetta. Con la Marisa usa la Marisa. Marisa sta usando la Marisa. Che bella! Perché non è vero? Dammi Marisa. Mettiamola nella ciotola. Forza, che io la sto a posare. La proviamo con la pellicola. Lo sai a che serve la pellicola? No. No. A che serve? Ora te lo dico. Serve a non fare la crosta o la pasta. Ah, Non ti asciuga. Perché altrimenti poi troviamo la parte superiore secca. ho capito. Quindi resta O la pellicola o le nostre nonne che non avevano la pellicola usavano un canovaccio bagnato. canovaccio bagnato. Sì, messo sulla pasta. Per evitare che faccia la crosta. E a lievitare. A lievitare a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sì. Va bene, a dopo. Vai! Mettiamo la cipolla nel casellino Mentre aspettiamo. e la rosoliamo.
ci mettiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe. Tan tan ta ta, ta ta ta. Eccola! Ta 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 ta. La pasta lievitata. Adesso tagliamo la pasta. Che fai, i panetti? Facciamo un panetto. Un panetto pure io? Non troppo grosso. Ma ora Perché c'è poi nel forno diventano vere bombe. Diventano. Ma come si lavora? Ce lo devi dire tu. Fai un panetto. Così. Benissimo, allora mettiamo il nostro condimento che è la cipolla, cipolla. che abbiamo fatto appassire sul fuoco con un po' di olio. Poi, Olive nere, poi, cagiotta, salsiccia, siciliana e poi ci sarà anche peperoncino e origano. no, pepe Pepe nero. nero. Allora ci mettiamo la salsiccia, la mettiamo così sparsa su tutta la superficie. Poi ci mettiamo il formaggio. Che può essere di vario tipo, non Sì, abbiamo preso la cagiotta, noi la abbiamo usato la morbida. nostra cagiotta, però ognuno la condisce a piacimento con i propri gusti o con i prodotti che ha. Quelli che non ha può comprare nel nostro sito. Vero, vi Le ricordatevi, sicanisolidaleshop.com. E non solo la salsiccia e il formaggio. Chi vuole può mettere anche la verdura. Ecco, e puoi anche mettere la verdura. o la mortadella. Quando i nostri nonni, le nostre nonne la facevano con la verdura, con I giri. i giri. Quando Adesso la rotoliamo. Spennelliamo queste imbriolate che le dobbiamo infornare. Con un po' di uovo rosso, Dopo un po' di latte. solo il rosso, vero? Solo il tuorlo, sì. Ma perché si spennellano? Perché vengono più belle a guardare. E più lucide. lucide. Portano una crosticina diversa. L'aspetto è diverso, il sapore è lo stesso. mettiamo nel forno. Sì, il forno è pronto, a 200 gradi per una ventina di minuti. Già caldo, ricordate. Forno caldo. Le bombe sono pronte. Tiriamoli fuori con il nostro mitico guanto col paccalallo. Ma sono veramente delle bombe. Mamma mia, non vi guarda. E ora l'assaggiamo. E ora un pasto e lo mangiamo. Che bontà! Che spettacolo! Ecco le imbriolate, già finite. Che si chiamano anche ambiscate, ricordatevelo. Ma comunque, prima di salutarvi, vi ricordiamo di lasciare like sul nostro canale Instagram, di lasciare un commento. Commento su Facebook. Esatto, e se volete acquistare qualcosa, collegatevi col nostro sito. Condividete questi video e andate avanti a crescere. Esatto, ma in più, se volete qualche nostro prodotto, l'olio buono, la farina buona, I formaggi. la caciotta buona, collegatevi con il nostro sito www.sicanisolidaleshop.com e li troverete. E a questo punto vi diciamo buon appetito e alla prossima, ciao! A voi!